Dopo aver parlato qualche settimana fa della prima squadra, ovvero della Serie C, torniamo alla Polisportiva Preganziol per conoscere il resto della società. I tesserati sono ormai circa 500. Gli sport praticati sono il tennis, il calcetto, la pallavolo, il basket, abbiamo la musicoterapia, poi abbiamo la ginnastica adulti, la presciistica, lo yoga e infine il calcetto, no? Lo sport maggiore della Polisportiva è la pallavolo, con le numerose squadre femminili. Pallavolo che è in continua crescita, i numeri sono più di 200 associati, di cui più di 55, se non erro quest'anno, quasi 60 i ragazzini del mini volley, campionati moltissimi, si va dall'Under 12, 2 Under 13, 2 Under 14, 2 Under 16, le Under 16 fanno anche 2 campionati di seconda divisione e poi la Serie C, la ciliegina sulla torta, la Serie C. Un territorio, quello di Preganziol, che porta ogni anno numerose ragazze a giocare a pallavolo, come ci conferma Lidia Compagno. Il territorio risponde benissimo, c'è un'adesione massiccia, giovani ce ne sono tante, si approccia alla pallavolo quasi chiunque nella fascia d'età fra gli 11 e i 13 e lì ovviamente si raccoglie tanto, si raccoglie tutto, il lavoro vero, grosso inizia dopo nella scrematura, nella supervisione, nel dare ad ognuno degli indirizzi proprio formativi diversi, nel senso che chi ha più potenzialità va in certe squadre, chi ne ha meno in altre, anche chi ha meno velleità ovviamente, perché poi ripeto, tanti si approcciano e non tutti si appassionano. Nel settore giovanile le atlete crescono con l'obiettivo della Serie C. Io ho iniziato a giocare con il mini volley e adesso sto andando avanti con alcuni miei compagni che sono nella mia squadra, e sono 3 e mi trovo comunque bene. I numeri sono grandi ed hanno raggiunto il massimo possibile a Preganziol a causa della saturazione degli impianti disponibili. Come palestra, come si vede, è comunque piccola, però per allenarsi va più che bene perché comunque non è dispersiva, si riesce tranquillamente a allenarsi. Giocare c'ha i suoi limiti, però se attualmente la disponibilità delle palestre sono queste ci dobbiamo adattare, non è che ci siano alternative. Ed è proprio su questo punto che il Preganziol preme, in attesa di una migliore sistemazione a livello di palestre. Sono anni che noi operiamo in questo ambito ristretto e sono anni che anche attraverso l'amministrazione cerchiamo di sensibilizzare perché ci siano dati spazi ulteriori. Qui adesso noi dobbiamo operare per quello che ci è consentito, giustamente come ha detto prima l'allenatore, in spazi ristretti che questo ci consentono di dare come risultato finale. Non possiamo crescere perché abbiamo spazi comunque ristretti. A proposito di impianti, interviene anche il comune di Preganziol, per voce del sindaco Zanatta. C'è una continua collaborazione rispetto alla gestione delle strutture che sono tutte strutture comunali. Siamo consapevoli che probabilmente le strutture rispetto alla crescita che ha avuto la società sono insufficienti e quindi guardiamo, ma tenendo conto anche delle difficoltà in cui noi ci troviamo nel fare investimenti, però credo che una attenzione particolare vada senz'altro posta a questa realtà che è cresciuta molto e che fa del bene sostanzialmente per il nostro positivo. Credo che sia una risorsa importante da conservare, valorizzare e speriamo nel tempo anche di potenziare proprio dandogli quelle possibilità di sviluppo che credo ha in sé.